Un'iniziativa oggi qui a Joppolo che vede riuniti tanti sindaci, tanti esponenti dei consiglieri comunali, presidenti di consiglio, insomma si torna a discutere sull'acqua dopo la recente sentenza. Il vostro punto di vista e quali saranno le azioni che intendete intraprendere? Abbiamo ritenuto subito di incontrarci per vedere come e quale battaglia bisogna riprendere, perché tutti quelli che erano, diciamo, le modifiche, le cose apportate con la legge 19 del 2015 che poteva permettere un po' a un ritorno dell'acqua pubblica da parte della Consulta sono state cassate. Questa gran colpa io la do al governo regionale, perché neanche ha ritenuto opportuno costituirsi in difesa di una legge dell'Assemblea regionale, ed è stato mortificato anche l'autonomia e lo statuto nostro. Essendo uno dei primi firmatari della legge sulla ripubblicizzazione dell'acqua, ho seguito in quarta commissione anche negli anni a seguire fino alla realizzazione della legge, che in Camera, diciamo, alla Regione ha subito ulteriori variazioni rispetto a quella che era stata proposta dai consigli comunali e dall'iniziativa popolare. Quelle stesse emendamenti che poi sono stati bocciati dalla Consulta, quindi come se si fosse voluto proprio mettere qualcosa che saltasse agli occhi e permettesse alla Consulta di bocciare questa legge. Ma la battaglia continua, non possiamo fermarci. Bisogna rivedere alla luce delle parti impugnate, perché poi questo va detto e va detto in maniera chiara, non è che tutta la legge non funziona, c'è una parte di questa legge che va bene, non è stata impugnata e tutta la legge era in atto fino a 3 giorni fa. Oggi è una parte di questa legge in atto, una parte no, la parte che non è stata impugnata impone necessariamente delle scelte da fare. Secondo me la prima è quella della costituzione di un ATI unico, e noi sindaci come facente parti dell'ATI dobbiamo dire come dobbiamo gestire le reti. È chiaro che sono andati in fumo almeno 6 anni di attività parlamentare, un referendum nazionale, 150 volontà dei consigli comunali. Si apre una fase assolutamente nuova e devo dire anche incerta, soprattutto per la provincia di Agrigento, dove la situazione, diciamo, è mista, cioè comuni che hanno gestito da un gestore privato dei dirigenti acqua, comuni che hanno la gestione diretta, lo stesso avviene per Palermo. Questa è la prima riunione in Sicilia, poi nei prossimi giorni ci sarà una adunata di tutti i sindaci della Sicilia. L'onorevole Maggio, presidente della quarta commissione, ha convocato il governo in commissione. Io ritengo che il governo Crocetta, non costituendosi, abbia commesso un errore gravissimo, e l'assessore contraffatto, che è da assessore da 3 anni se non ricordo male, ha aspettato solo, sapendo che non c'era la Costituzione in giudizio della Regione, che la legge venisse massacrata.